Grotta della Ostrica, ragazzi, benvenuti. Il suo ritorno, stiamo andando a percorrere verso il sentiero della mia grotta segreta, dove ho visitato, dove l'ho scoperta nel 2021 in compagnia con un mio amico e oggi stiamo andando a scoprire un'altra volta il suo mistero, dal suo affascinante colore giallo ocra e soprattutto dal suo mistero che nasconde dietro la sua grotta gemella chiamata la Grotta dei Colombi. Lei sarebbe l'unica sorella ostrica che praticamente lei non è sommersa dal mare, praticamente si trova nella vegetazione tra queste rocce bellissime calcaree, sempre che appartiene dai Punici. Qui c'è anche, ricordate che qui c'è il fortino, il mio segreto, che non so come sia diventato, ma se ce la facciamo ve lo faccio subito vedere per rientro, ma io sono più gasato per andare a fare una mia esplorazione nella mia grotta segreta. Andiamo subito. Benvenuti nella Grotta della Ostrica, ragazzi, il suo ritorno di Andrew Jones Pepper 2026. Ragazzi, siamo arrivati, la grotta si trova proprio lì, in quella direzione. Adesso noi dobbiamo salire su queste masse di rocce del principe delle rocce. Vi ricordate, ragazzi, il principe delle rocce? Qui è pieno di principi, tutti i loro figli, e noi dobbiamo adesso scavalcarle. Guardate questa massa gigante di roccia. Salve padre! Padre Roccia, come stai? Tutto bene? Salve, Giuseppe. Sto benissimo. A parte questo caldo. Dai, meglio così. Sono molto contento. Io adesso sto andando a visitare di nuovo la mia grotta, la mia casa segreta, dove tutti dicevano che qui ci venivano i pescatori. Oh sì, certo, E quindi devo risalire. Si diceva. Eccoci qua. Questo è il padre guardiano
della grotta della Ostrica. Praticamente lui controlla la grotta se deve essere protetta e salva. È molto cambiata, molto cambiata. Adesso è dietro di voi la grotta della Ostrica. Da qui sembra piccola, ma dentro è immenso. Vado. E là dentro là, ragazzi, vedete? Là dentro si entra in una grotta segreta. Cazzo, non mi aspettavo che fosse così potente e bravo a salire. Mamma mia, guardate che ripida. Metti modalità 5. Charlie, Ricevuto. metti modalità 5, grazie. Ah, già massimo. Allora devo spegnere il cellulare, non spegnere il cellulare, mettere pausa perché devo salire. Ragazzi, questa è la grotta della Ostrica, la mia grotta segreta che ho scoperto nel 2021 e ora devo riandare a farci una tabella visitina come un tempo. Sarà migliore questa volta perché voglio scoprire fino a fondo cosa potrei trovarci, che adesso ho scoperto un sacco di cose sulle speleologie, come modo per infilarsi e vedere se c'è qualcosa che io non sapevo prima di entrare qui dentro, perché io qui ero andato prima di conoscere la speleologia e oggi scoprirò la verità, quindi prepariamoci. Buona esplorazione io e New Jones Pepe e soprattutto voi, buona visione a voi. Vai! La mettiamo qui. È la torcia più potente del mondo, che non avevo nel 2021. Sempre il caschetto. Vediamo. Cioè, non sono mica con gli occhiali protettivi. Oh vabbè, adesso mi dico. Ok, stiamo entrando. Siamo dentro la grotta, ragazzi. Guardate che bella. Praticamente, allora, ragazzi, è cambiata. Non so perché, ma era molto più giallo, era dentro. E poi questo colore grigio, che adesso non mi ricordo il nome, perché c'era nel mio programma di montaggio. Hanno tentato di bruciare. Per quale motivo? Guardate. Che schifo! È tra muffa e cenere. Pieno di rocce, ragazzi. Qui si prosegue, si va avanti. Ehi, guardate quanti moscerini che ci sono lì, o quante zanzare, non ci posso credere, guardate, è devastante. Oh mio, ma quelli non sono moscerini, sono zanzare. È devastante, guardate. Tanto i brividi, quelli non sono zanzare, Charlie. non sono moscerini, sono zanzare. Ragazzi, c'è un problema, qui è pieno di questi insetti che sono misteriosi, guardate, è proprio devastante, guardate, vedete tutti questi insetti. Era proprio impossibile.
c'era migliaia di zanzare. Non vuol dire che sia un zanzare e potrebbe essere. E c'è anche un ragno, c'è anche Spider. Oddio, che sto guardando? Guardate, c'è Spider là. È grande. Cavolo, devastante. No. È pericolosissimo, ci sono pieni di zanzare. Mamma mia. È pieno di zanzare. No. Ho fatto bene a non portare il mio amico. Anzi, a non telefonarmi, vorrei cadere al destino. Mi stava dicendo la madre terra di non portare nessuno. È pericoloso. No, è molto pericoloso. Sarei molto Elio, che cosa è? Stai bene? responsabile. Sarei molto responsabile di questo incontro su questa grotta. Sono arrivato proprio nel momento sbagliato perché ci sono i nidi di zanzara adesso e quindi è pericoloso andarci d'estate. Io ero venuto d'inverno qua e stava molto bene. Cacchio, dovrò ritornarci. Dobbiamo andare via Dovrò da qui. ritornarci. Fa troppo caldo. C'è troppo affa. Ragazzi, sono dovuto andarmene via perché vi spiego, c'è il nido degli insetti e delle zanzare, perché siamo nel mezzo, nel centro dell'estate di agosto e qui le zanzare si rifugiano ed è molto pericoloso perché io qui ero venuto d'inverno. C'è troppo caldo, sto sudando e non ce la faccio a continuare ad andare fino in fondo perché mi bloccano gli insetti. Mi bloccano, mi stavano attaccando tutti, già sono anche tutto accaldato, sudato e quindi mi stavano attaccando. Ragazzi, mi sembra che questo è il primo episodio. Uscirà il secondo episodio e verrò con qualcuno d'inverno qui, o se no verso più avanti, verso autunno, per vedere se le cose sono cambiate. Verso porca miseria, che sudo. Guardate che bel tramonto, sembra un arcobaleno. Qui anche questo bellissimo roccia qui che c'è, è bellissima. Ragazzi, potrebbe dire missione tra fallita e missione anche compiuta, perché sono riuscito ad arrivare qui tranquillamente. Harry non ha causato problemi perché vedete l'acqua qui non è arrivata e niente, dovrò fare il secondo episodio e questo secondo episodio uscirà fra 2 mesi. Tra 2 mesi perché devo scoprire che cosa c'è in fondo là, che avevo controllato male, e lì ci sono nidi di insetti come zanzare. Finisce qui questo primo episodio. Ragazzi, la missione è stata praticamente non proprio fallita, ma c'era degli ostacoli. C'erano delle sciamme di zanzare tigri da non finire
e mi stavano praticamente attaccando. Là un riccio che buono, un riccio. Mi stavano attaccando delle sciamme di zanzare e quindi non sono riuscito a proseguire. E come sapete zanzare vanno dove c'è il caldo. Quello che avete visto è la grotta d'Ostrica. Sono riuscito a farlo vedere poco, però in quel punto dove io stavo filmando là c'è l'elicottero della Costa Crociera, sì, la Costa Crociera, che cacchio sto dicendo? La Guardia Costiera, la Costa Crociera. come sia diventato. Il fortino mio segreto per antirifugio, per antibombardamenti. Diamoci un'occhiata. Poi fammi prendere la torcia. Ragazzi, dovrò capito ritornarci qua per il secondo capitolo. Preparatevi quelli che vogliono partecipare, che questa volta sarà quella ufficiale, che dovremo andare dentro per visitare fino al fondo. Purtroppo c'erano queste zanzare oscene, c'erano miliardi di zanzare e quindi era proprio impossibile andare ad esplorare. Adesso andiamo a visitare questo fortino. Charlie ogni volta ha sempre questo problema, cioè devo andare a ripararti, Ok, andiamo. Spero che dentro non ci siano vespe orientalis o come o poi non so. Posso entrare qui dentro? Posso? Dentro il mio fortino? Ma sempre le bottiglie birra che non usano mancano mai. Anche Felix original, che sarebbe il mangime per i gatti. Felix. Qui c'è un'altra stanza qui c'è, che è tutto un bellissimo odore, e ovviamente la stanza delle bestemmie, dei messaggi dei ragazzi, che possono essere tanti tipi di anni. Può essere 1950, può essere 1920, no, 1980, 88, vediamo poco, 2024, poi c'è scritto Porcellino Sassaresi, poi c'è scritto Forza Castello. Sì, praticamente è pieno di scritte proprio da non finire, che adesso sono nel 2026. E qui c'è 1962, ancora più vecchio. Perfetto. Ok, si va nel suo ritorno. Perché c'è una puzza di piscio. Mamma mia, guardate tutte le cibo, mamma mia, da non finire, guarda. È devastante, guarda. E qui c'è il bel panorama. Che bel panorama che c'è. Oh, me lo muovere che devo proseguire, se no come cacchio faccio a salire? Non si vede una mazza, non si vede. Cagliari. Chi è? Chi mi sta chiamando? Ah no, è un massaggio. Non manca mai le bottiglie come si chiama? Icnusa, Icans, poi c'è birra Peroni, tutte le schifezze che fanno. Se questa puntata vi è piaciuto, mettete un bellissimo like per dimostrare che questi posti devono essere protetti senza devastazioni di rifiuti, che qui l'acqua è bellissima.
Ragazzi, io vi saluto perché sta facendo buio, devo stare molto attento. Guardate che cosa che devo fare, devo stare attento. Ok, fine del pericolo. L'ultimo percorso che devo fare. Ok, ecco qua, saliamo dopo salire. Io vi saluto qui, mettete un bellissimo like, voglio arrivare massimo a 7 mi piace, tanto facciamo così fino a 10, e verso ottobre, quando farà più qui fresco e lì le zanzare se ne andranno via, ci porterò qualcuno a fare l'esposizione insieme con me, così possiamo scoprire la verità, se c'è qualche passaggio di quello che fanno la speleologia. Praticamente dovrò ritornarci e scoprire qualcosa, e se non c'è un cacchio, ma chi se ne frega. Un saluto grande da vostro Indiana Jones sardo, Andrew Jones Peppe. Let's go!